Seratona ieri con Tozzi, questa sera 2500 persone per vedere l'astro nascente della musica italiana. A chi chiedo qualcosa? All'assessore del turismo? Vado, perché si nascondeva. Allora, l'ho chiesto ieri sera al sindaco, una stagione eccezionale, sta andando bene. Però avete fatto un sold out con questa idea di Rosolina Beach Festival, complimenti. È la seconda edizione, diciamo che la prima è andata bene, questa diciamo benino se non benissimo, perché vediamo che ieri sera è stata un seratone, una serata veramente emozionante perché Umberto Tozzi ha dato il meglio di sé e questa sera basta guardarci un po' alle spalle, abbiamo tutto esaurito, quindi siamo proprio soddisfatti della seconda edizione che è andata meglio, si può ancora migliorare, però se va così siamo contenti. E non è ancora finita qui perché ci diceva il sindaco ieri sera un sacco di cose ancora in arrivo per tutta la stagione. Viva Rosolina! Rosolina ha preso d'assalto e i nostri operatori sono felici e noi siamo felici di rendere felici le persone. Grande sindaco! Grande. Vi aspettiamo domani sera alla grande serata anni 90 Radio Company che sarà libera a tutti, ingresso gratuito e veramente vi aspettiamo. È un bel inizio di fine luglio e inizio agosto per le buone vacanze a tutti. Potrei vivere solo di foto aspettando qualcuno che scriva per me. Potrei vendere la vita per fare un plato, ma sai che c'è. Fiori di santo che mi hanno detto che non ero un pezzo d'altezza per fare Sanremo. Certificato simbolo di platino dove si va a Sanremo. Forse non è un mondo meritocratico come credevo. Forse partita di quello che vedo, forse dovevo impegnarmi di me. Potrei mettermi amico di tutto e sorridere in pace. Le guardo in bene, efficienza del singolo sono